buongiorno a tutti, buon sabato, ben ritrovati con questa edizione di Focus TG in questa giornata in cui parleremo di cronaca ma anche di politica con l'avvicinarsi naturalmente dell'appuntamento con le urne a giugno per le elezioni amministrative ed europee, ma parleremo anche del secondo funerale che tocca questa settimana a Bovolenta perché nel piccolo comune della Bassa Padovana sappiamo che dopo i funerali di Sara Buratin, oggi è il giorno dell'addio complesso, doloroso, complicato per il suo uccisore, l'ex compagno Alberto Pitarello. Quindi ci collegheremo tra pochissimo con la nostra Valentina Visentin. Ecco, allora io ringrazio intanto in regia Renato Capoi e Andrea Basso, mi dicono che il collegamento è pronto. Allora andiamo a Bovolenta perché si sono conclusi da pochissimo i funerali di Alberto Pitarello. Sul posto per noi ci sono Valentina Visentin e il collega Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Buongiorno Valentina, ti vediamo. Sì, buongiorno Lina, stanno suonando le campane a mezzogiorno, pochi minuti fa si sono conclusi i funerali di Alberto Pitarello, il 38enne di Bovolenta che il 27 febbraio scorso ha massacrato a coltellate la sua ex compagna Sara Buratin, la donna con cui si stava separando dopo 20 anni di relazione e una figlia di 15 anni, una nuova giornata di dolore per questa comunità. Lo ha ricordato anche Don Lodovico, il parroco di Bovolenta. I funerali sono iniziati alle 10:30, il carro funebre è arrivato, la bara di Alberto Pitarello ricoperta di rose gialle e iris viola ha fatto l'ingresso in chiesa durante accompagnata ovviamente dai parenti. Presente anche oggi ai funerali c'era la mamma di Sara Buratin che è rimasta vicina alla mamma di Alberto Pitarello. Durante l'omelia il parroco ha ricordato come oggi si chiude con questo secondo capitolo un periodo molto duro, molto difficile per la comunità. Ha invitato tutti a non sentirsi in colpa, a non non avere rimorsi. Nessuno poteva prevedere quello che Alberto aveva deciso di fare e poi c'è stato un monito importante durante l'omelia, l'invito a coltivare con più attenzione le relazioni quotidiane, e il parroco ha detto a tutti non mandiamo messaggini o limitiamoci allo scherzo, alle battute. I rapporti devono basarsi sulla confidenza e sulla sincerità, maggiore sincerità e meno banalità nelle nostre relazioni. Questo l'antidoto per frenare episodi come quello che ha sconvolto la comunità di Bovolenta. Lo ricordiamo, Alberto Pitarello subito dopo aver ucciso la compagna, l'ex compagna Sara Buratin, con il suo furgone si era gettato nelle acque del Bacchiglione in piena ed è stato recuperato due giorni dopo. Il dolore della mamma di Alberto, che ha sempre guardato la bara quando è uscita, l'ha stretta forte e ha stretto forte al petto anche la foto. C'è stato un nuovo abbraccio tra lei e la mamma di Sara Buratin. L'invito invece per noi giornalisti e fotografi è stato quello di restare qui all'esterno della chiesa per tutelare anche la figlia della coppia, figlia di 15 anni, che in un solo giorno si è ritrovata orfana della mamma e orfana anche del papà, che le ha strappato appunto l'affetto della mamma. Da Bovolenta è tutto, ovviamente il servizio di questa giornata nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie Valentina, grazie a Cristian Roque Allende, grazie ai colleghi di Padova che hanno seguito questo difficile caso. Erano anche i giorni del maltempo quando è successa questa tragedia che ha sconvolto Bovolenta. Questo diceva l'ultimo capitolo, ma l'ultimo capitolo certamente nel cuore di chi rimane non sarà, e il pensiero va naturalmente alla figlia quindicenne. Tra l'altro stiamo continuando a parlare di casi da codice rosso. L'ultima notizia in ordine di tempo arriva rispettivamente alla nuova ordinanza dopo quella già inflitta nel dicembre del 2022, che è scattata proprio in queste ore nei confronti di un 43enne residente a Bassano del Grappa, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie.
Dopo il primo divieto emesso dal GIP era stato autorizzato ad avvicinarsi all'ex consorte solamente per finalità legate al proprio ruolo di genitore, ma in questo periodo è emerso che ha continuato con minacce e messaggi sul cellulare a importunare la donna, che si è dunque rivolta alle forze dell'ordine presentando ulteriori denunce. Il nuovo provvedimento prevede per il 43enne il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'ex moglie con l'applicazione del braccialetto elettronico. Proprio nei giorni scorsi parlavamo tra l'altro del fatto che a Bassano del Grappa si stanno moltiplicando, ma un po' dappertutto, le denunce, perché anche il caso di Giulia Cecchettin ha fatto sì che non si chiudano gli occhi davanti a quelli che sono i cosiddetti reati spia, che possono preludere purtroppo a quello che abbiamo visto essere successo poi a Bovolenta, anche se in quel caso un pregresso di fatto non c'era. A Pederobba l'altra sera c'è stato un uomo che ha addirittura minacciato di incendiare la casa con moglie e figli dentro, è scattato anche in quel caso il codice rosso, la donna ha raccontato di aver avuto paura di morire. Quando sono andata io per chiudermi la porta, ho girato la chiave, che si sentiva quando giri la chiave, lui ha preso la tanica della benzina e è venuto in camera di dormire e ha buttato benzina e fa do fuoco a tutto. La benzina è entrata sotto la porta e io ho sentito l'odore della benzina, ho aperto subito. Ti dico la verità, un attimo come quello non è facile per me, soprattutto perché i bambini tutti e due stanno dormendo, quelli grandi, che posso prendere quella piccola per scappare ma quelli due rimangano. Mi sono scivolata anche nella benzina. Ha vissuto attimi di terrore Samira, nome di fantasia, giovane mamma di Pederobba che per qualche interminabile minuto ha pensato al peggio. Sono da poco passate le 21, Samira si è da poco rinchiusa con i 3 figli piccoli nella camera da letto. Lo fa spesso quando il marito, un 40enne italiano, torna a casa ubriaco ed è teso. Le violenze da qualche tempo sono all'ordine del giorno, i problemi economici non aiutano, l'odore è acre, la donna non sa cosa fare, da una parte ci sono i figlioletti, dall'altra deve chiedere aiuto. Io sono scappata fuori subito mentre correvo scalza in strada a casa dei vicini, meno male che erano anche svegli. Sono andata da casa loro, mentre correvo chiamavo il 112. Mi sento in colpa che in quel momento voleva prendere i miei figli, metterli qua e scappare via. Lui voleva me, non voleva i bambini. Anzi, quando i carabinieri hanno buttato giù la porta, i bambini erano in salotto con lui, guardavano le TV. Per l'uomo scatta l'arresto, le accuse sono quelle di maltrattamenti, tentato incendio e resistenza pubblico ufficiale. È scattato così il codice rosso, con il 40enne agli arresti domiciliari in una comunità, non può avvicinarsi a casa. Non sono anche tanto tranquilla, anche perché è successo proprio ieri e non so le cose come vanno, si risponde bene, si rispetta oppure va a peggiorare. Non so cosa si scatena nel cervello. Lei ha paura adesso, sì. Un po' di paura c'è. Ma ora Samira vuole cambiare pagina e la forza l'ha trovata anche grazie alla nostra emittente. Io ho denunciato quando ho visto sul vostro canale l'Antena 3, perché lo seguo ogni santo pomeriggio, come Giulia Cecchettin, come altri tantissimi. Non si sente sola questa mamma di Pederobba che ora vuole trovare un lavoro e andare avanti. La sua forza ce l'ha di fronte. Che 8 marzo è? Bruttissimo. Sono moralmente giù, ma molto giù di moralmente, però vedendo i bambini miei qua intorno di me mi danno una bella forza che non mi interessa di niente di quello che si arriva, giuro. Di donne sfruttate parla del prossimo servizio, perché c'è stata questa operazione della polizia stessa, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, che ha visto l'arresto di un poliziotto che era peraltro già stato sospeso dal servizio e di una donna sudamericana. Avevano affittato diversi appartamenti nei quali numerose prostitute incontravano i clienti offrendo prestazioni sessuali a pagamento. Un agente della Polizia di Stato ed una donna sudamericana sono stati arrestati dalla squadra mobile di Treviso nell'ambito di un'indagine sul favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il poliziotto, in servizio in un'altra provincia e già sospeso da tempo, aveva creato assieme alla donna un articolato sistema di gestione e sfruttamento delle ragazze. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori
spacciatori, il sistema illegale andava avanti da alcuni mesi e prevedeva il reclutamento, la gestione e lo sfruttamento di prostitute prevalentemente stranieri con un ricavo di significative somme di denaro. L'uomo è stato arrestato dai colleghi in flagranza di reato, mentre la sudamericana è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria mentre si stava allontanando dall'Italia. Entrambi i provvedimenti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria. Ed è emerso nelle ore seguenti che questo agente non solo aveva un ruolo in polizia, ma aveva tentato anche la carriera politica in Fratelli d'Italia. Siamo in quel di Preganziola, allora si collega in diretta il nostro Christian Arboit, che è sul posto con Alberto Pivetta, perché naturalmente sia a livello sociale, di comunità che politico, questa cosa ha avuto naturalmente un eco piuttosto vasta. Christian, buongiorno. Buongiorno a te Elina, anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Un fatto questo che irrompe nella campagna elettorale. Preganziola è uno dei principali comuni della Marca che andrà al voto l'8 e il 9 di giugno. Va detto, quest'uomo, questo trentenne, Ivan D'Amore, è un ex militante di Fratelli d'Italia, ex militante e ex segretario cittadino della sezione di Preganziola. Chiaramente nel corso poi della giornata sentiremo anche i vertici comunali del partito e non soltanto, che ovviamente si smarcano da questa vicenda e parlano di vicenda personale. Lo avete sentito nel servizio di Marta Marangon, era un giro di prostituzione particolarmente intenso, e pensare che nel 2019 in campagna elettorale Ivan D'Amore appunto prometteva di volersi battere contro il fenomeno della prostituzione, che qui sul Terraglio insomma è particolarmente noto, diffuso e insomma anche un problema cronico. Qui con me il sindaco di Preganziola, Partito Democratico, tra l'altro esponente del Partito Democratico, Paolo Galeano. Insomma, come valuta questa notizia? Crea imbarazzo? Dovrebbe creare imbarazzo? Allora, i fatti che stanno emergendo sono evidentemente gravi, nonostante però riguardino una persona conosciuta, pubblica, nota qui a Preganziola, non vogliamo minimamente entrare in speculazioni o strumentalizzazioni, insomma ci sembra corretto questo. Lei non vuole strumentalizzare, dice la vicenda è personale, non ne fa quindi una questione partitica, politica, smina un po' il campo? Sì, ripeto, non vogliamo strumentalizzare nessuno degli elementi emersi, la giustizia farà il suo corso e quello che sarà giusto sarà definito. Resta però un tema particolarmente sentito qui sul Terraglio, quello della prostituzione. Che cosa ha fatto in questi anni Paolo Galeano contro questo fenomeno e cosa poteva fare se ci fossero stati degli strumenti diversi? Certo, allora controlli e controlli, istituendo il servizio serale in maniera strutturale insieme ai sindaci di Preganziola, di Mogliano e di Casier, però ripeto, gli strumenti che abbiamo sono davvero spuntati. Fino a quando non ci sarà chiarezza a livello normativo nazionale, i comuni potranno fare davvero ben poco contro un fenomeno che rimane presente a livelli altalenanti a seconda dei momenti, ma che rimane presente. Quindi questa vicenda, se deve insegnare qualcosa, più che essere strumentalizzata, deve essere utile proprio per questo. Ma sì, focalizziamoci sui problemi, sul resto non vogliamo entrare. Grazie Paolo Galeano, sindaco di Preganziola. Lina, per il momento qui da Piazza Gabbin è tutto, fra poco sentiremo anche gli esponenti locali di Fratelli d'Italia, in caso ti richiederò la linea, per il momento è tutto. Grazie a Christian Arboit e ad Alberto Pivetta, grazie al sindaco Galeano per aver commentato questa vicenda. Noi continuiamo a parlare di donne perché proprio ieri, nella festa della donna, 8 marzo, è arrivata la sentenza per il femminicidio di Giulia Rigon, picchiata a morte. La vicenda del camper la ricorderete, il fidanzato accusato di aver ucciso la giovane è stato condannato a 21 anni. Andiamo a sentire il servizio realizzato proprio ieri dalla nostra redazione. 21 anni di carcere per Enrique Cappellari.
È la sentenza emessa oggi dai giudici della Corte d'Assise di Vicenza per l'omicidio di Giulia Rigon, uccisa a soli 31 anni. Era il 19 dicembre del 2021 quando, in un camper usato come abitazione, parcheggiato in via Capitelvecchio a Bassano, si consumò l'omicidio. Giulia, commessa di Asiago, secondo le perizie della procura, sarebbe stata colpita con calci, pugni e ginocchiate. In particolare un colpo sarebbe stato talmente violento da spezzarle lo sterno, provocandole la fibrillazione cardiaca e il conseguente arresto respiratorio. Per l'accusa non ci sarebbero dubbi sulle responsabilità dell'allora fidanzato di Giulia, il 33enne Enrique Cappellari, originario di Foggia, che si trova da 2 anni in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal legame affettivo. Per lui la procura di Vicenza aveva chiesto l'ergastolo, anche se Enrique Cappellari si è sempre proclamato innocente. Oggi dunque arriva la condanna a 21 anni di carcere. Il tribunale ha stabilito che Cappellari sia posto in libertà vigilata dopo l'espiazione della pena. Ieri sono venute alla luce tante notizie riguardanti le donne, ma ci sono state anche tante iniziative naturalmente per la festa della donna, che insieme al 25 novembre assume ormai anche un significato non solo di emancipazione ma anche di rispetto e di lotta alla violenza. C'è stato un corteo di non una di meno per le vie di Treviso ieri sera, manifestazione partita dalla stazione, arrivata fino a Porta Santi 40 con lo slogan "Rabbia, proteggici". Rabbia, proteggici, perché siamo noi a proteggerci, noi stesse, e la nostra lotta, la nostra sorellanza, la nostra elaborazione politica, e tutte insieme ci riprendiamo le strade e rendiamo Treviso una città transfemminista. Per non parlare della foto che ti hanno scattato i tuoi colleghi in ufficio e poi se la sono mandata via chat perché quel giorno avevi un bel vestito. Sono tutti complimenti, no? Non è effettivamente una festa, ma è un momento di lotta. In particolare nella manifestazione di oggi vogliamo toccare 3 punti fondamentali, 3 temi sui quali si va a innestare la violenza di genere, ovvero il lavoro femminile, femminilizzato, il diritto alla salute e l'educazione al consenso e all'educazione di genere. E ovviamente senza dimenticare le sorelle che non sono qui con noi perché vittime di femminicidio e di transicidio. Queste dunque le voci dal corteo. Torneremo, se riusciremo, a parlare di donne tra pochissimo. Intanto andiamo alla campagna elettorale, ne ha accennato poco fa il nostro Christian Arboit, perché manca ormai poco, c'è mobilitazione nei comuni, soprattutto nei centri principali. Allora, da Bassano del Grappa il nostro Alex Giuliano ha fatto il punto sulla situazione del centrodestra, perché a Bassano proprio è in elaborazione quello che potrebbe essere una delle strade intraprese dalla coalizione di centrodestra per queste amministrative, un esperimento Lega Forza Italia versus Fratelli d'Italia. Sentiamo il nostro Alex. Nasce ufficialmente oggi a Bassano il laboratorio del centrodestra, per il momento composto da 3 forze politiche, Lega, Forza Italia e Democrazia Cristiana, ma a questo laboratorio potranno partecipare, anzi molto probabilmente parteciperanno anche altre forze politiche, altre liste civiche. Noi siamo in compagnia del segretario della Lega di Bassano, Andrea Viero. Perché? Perché oggi parte un progetto che potrebbe anche essere di spunto anche per livelli superiori rispetto a quelli amministrativi delle elezioni comunali. Nasce un progetto che vede la Lega entrarne a far parte. In che modo? Allora, è chiaro che la Lega è convinta di questo progetto, mi piace la parola laboratorio amministrativo, quindi non solo politico. La Lega entra dentro questo contenitore ovviamente come regista, assieme ovviamente agli altri partiti, un progetto che comunque è aperto anche ad altre realtà politiche.
Un progetto che per il momento, dicevamo, vede coinvolte 3 forze politiche, manca però il nome del candidato. Lei in conferenza ha detto ci vorranno 15 giorni più o meno per definire il tutto, è chiaro che ci si aspetta un'indicazione forte da parte della Lega. Allora è chiaro che come partito abbiamo un'indicazione precisa sul nome, però come Lega non abbiamo mai messo veti su nessuno, non abbiamo mai chiuso la porta in faccia a nessuno, si tratta di una trattativa serena tra gruppi politici e nel giro di 15 giorni ovviamente il candidato sindaco verrà presentato. Parlando di programmi, saranno programmi condivisi perché essendo 3 forze politiche comunque affini sotto certi punti di vista ma diverse anche sotto altri, come verrà stilato il programma di governo amministrativo? Allora, il governo amministrativo da parte nostra ovviamente è un lavoro già più facile, siamo in amministrazione, abbiamo già tracciato un percorso in questi 5 anni, i prossimi 5 anni devono servire per completare tutta una serie di operazioni che sono partite ovviamente in questo periodo, quindi ci sarà sicuramente condivisione anche sui temi perché già da 5 anni ci stiamo lavorando assieme. Ecco, questo laboratorio con la sua nascita sancisce uno strappo con Fratelli d'Italia? Ma quindi non si tratta di fare strappi, sappiamo benissimo che c'è un tavolo regionale su cui noi abbiamo ovviamente fiducia, abbiamo fiducia del nostro segretario Stefani, ma la fiducia è anche reciproca, noi non potevamo aspettare ulteriormente, non possiamo aspettare che i tavoli vadano troppo lunghi, quindi in qualche maniera a livello locale abbiamo deciso di partire, ma ovviamente con la benedizione del nostro segretario regionale. Bassano del Grappa, che ha tuttora un sindaco che fa parte tesserato della Lega, Elena Pavan, farà parte di questo laboratorio anche lei oppure ci si saluterà in maniera, voglio dire, sono le dinamiche della vita e della politica e magari la si ritroverà dall'altra parte dello schieramento? Elena Pavan, ancora donna Lega, è una nostra militante, la porta al sindaco uscente ovviamente è aperta anche appunto per le progettualità che devono essere condivise. Grazie ad Alex Giuliano e Renzo Rigon per questo contributo, abbiamo fatto il punto su Bassano del Grappa, noi adesso andiamo rapidamente in pubblicità, un veloce break e torniamo subito. Eccoci di nuovo in diretta con Focus TG in questo sabato 9 marzo. Allora, parliamo di sicurezza adesso. Sicurezza nelle città è un tema di cui si discute da diversi mesi a Vicenza. La nostra Luisa Bertini ha fatto il punto su criminalità, spaccate e rapine con il sindaco Giacomo Possamai perché si sta cercando di correre ai ripari, come spesso accade nei capoluoghi, cercando di rivitalizzare le zone del centro maggiormente bersagliate. Dunque, dopo il problema sicurezza di cui si è parlato per tante settimane, una serie di iniziative messe in campo dall'amministrazione per rivitalizzare il centro, quindi anche per dare modo ai vicentini di riviverlo creando un'abitudine. Sì, abbiamo agito in 2 direzioni, chiaramente quello della sicurezza, aumentando la presenza della polizia locale in centro storico, ma anche costruendo un pacchetto di attività insieme alla prefettura e alle forze dell'ordine, ma anche su un altro fronte che è importantissimo, cioè quello della rivitalizzazione della vita in centro storico, soprattutto la sera, per cui tutti i martedì, mercoledì e giovedì ci saranno iniziative che porteranno le persone in centro storico. Il martedì dedicate allo sport, quindi tante associazioni sportive che organizzano attività in centro, quindi attività di corsa ma anche attività sportive nelle piazze. Il mercoledì siamo riusciti ad aumentare l'orario di apertura della mostra Pop Beat in Basilica Palladiana fino alle 10 di sera, quindi sarà possibile visitare la mostra fino alle 10 e in più daremo un contributo a Confcommercio che coordinerà un'attività di concerti nei locali del centro storico. Il giovedì sarà dedicato invece alle famiglie con attività per i bambini, attività appunto di animazione, di intrattenimento per i bambini e per le famiglie in Piazza dei Signori dalle 18 alle 22, quindi tantissime attività dedicate alle famiglie e sempre il giovedì avremo la possibilità di esibirsi per tantissimi artisti di strada che suoneranno e faranno attività nelle vie del centro storico. Questo sarà per la primavera, infatti
come avete visto il cartellone riporta appunto lo slogan primavera, perché vogliamo che sia una primavera viva, vissuta e piena di attività nel centro storico di Vicenza. E non è detto che non sia poi riproposto, proprio perché l'obiettivo è quello di creare l'abitudine delle persone di venire in centro. L'idea è proprio questa, cioè non degli eventi spot come avete visto, ma una serie di iniziative ripetute e costanti nel tempo che creino un'abitudine, che creino una presenza in centro storico, e poi ovviamente anche in base a come andrà questo esperimento che facciamo in questi mesi decideremo che cosa rendere magari stabile nel tempo e quindi portarlo avanti anche nei prossimi anni. Ecco, l'abbiamo sentito, una serie di iniziative che inizieranno già dalla prossima settimana. Io ringrazio il sindaco Giacomo Possamai. Grazie a Luisa Bertini e Simone Squarcina, grazie al sindaco Possamai. Allora andiamo alla cronaca. Nel Padovano tenta di evitare il controllo dei poliziotti investendo con la bici un agente. Il protagonista è un pusher tunisino bloccato e denunciato dopo un inseguimento sotto il cavalcavia Borgomagno. Vediamo. Con la bici a folle velocità si è lanciato contro i poliziotti che in quel momento erano impegnati in un controllo nella zona della stazione del cavalcavia Borgomagno a Padova. Il folle inseguimento a piedi nel dedalo di Viette della Prima Arcella. Poi un quarantenne tunisino senza fissa dimora è stato bloccato e denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e false attestazioni sulla propria identità. Lo straniero alla vista dei poliziotti ha accelerato la sua corsa in bici investendo uno degli agenti impegnato nei controlli, che a causa del forte impatto è caduto a terra. Il quarantenne tunisino ha poi tentato di fuggire di corsa a piedi, ma è stato rincorso da un altro poliziotto e infine raggiunto e bloccato a poca distanza dal cavalcavia da un'altra pattuglia. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti per spaccio di droga. Il questore ha così disposto il trasferimento al centro per il rimpatrio di Gorizia, dove verrà allontanato dall'Italia. L'agente ferito è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso, ma non ha riportato lesioni gravi. Nella Marca Trevigiana adesso per la tragica morte di Leonardo Florian, rugbista di soli 24 anni. Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia. I funerali saranno celebrati al campo da rugby. Leonardo aveva un cuore grande, sì. Era generoso. Purtroppo forse era un cuore malato. Era grande e grosso, ma aveva una sensibilità incredibile. La voce è quella di Antonio Florian, presidente del Comitato Italiano Arbitri di FIP Veneto, ma soprattutto il papà di Leonardo, 24enne rugbista che oggi l'intera comunità di Spresiano piange. Tragicamente morto in casa ieri mattina, spirato davanti a mamma, papà e fratello, che hanno cercato di soccorrerlo quando hanno visto il respiro farsi affanno. Abbiamo fatto un massaggio cardiaco alternandoci, mentre al telefono c'era l'operatore del 118 che ci diceva quello che dovevamo fare. Mia moglie ha fatto un primo soccorso, per cui aveva già delle esperienze in merito. Il disperato tentativo di salvarlo fino all'arrivo dei sanitari. Per Flo, gigante buono, non c'era già più speranza. Eccoli insieme in questa foto, mamma e fratello nel giorno della promozione in Serie A. Sarà l'autopsia disposta ora a chiarire che cosa sia accaduto. Leonardo stava bene, una laringite curata con l'antibiotico 20 giorni fa, poi la ricomparsa della febbre e gli accertamenti disposti dal medico. Non accusava nessun tipo di dolore, non aveva nessun gonfiore, non aveva niente. Lui ha sempre fatto le visite mediche, non aveva mai avuto un problema, non ha mai avuto un rimando alle visite, non ha mai avuto niente. Una delle ipotesi è che sia stato stroncato da una miocardite, un'infezione che intacca il muscolo cardiaco. Ieri sera la squadra si è riunita, per lui la decisione di fermarsi domenica. La squadra riunita ieri sera ha deciso di fermarsi per Leonardo, quindi la partita di Serie A Elite Cup, che è una partita della franchigia di Mogliano contro le Fiamme Oro, è stata annullata. L'ultimo saluto a Flo sarà sul suo amato campo da rugby, come voluto dalla famiglia. Questa sera a Monigo l'intero stadio osserverà un minuto di silenzio prima della partita Italia-Scozia. In quel silenzio si leverà in cielo una preghiera per un grande campione, umile, sensibile, cuore grande. È sempre così, ma si vede, te le lascia il sorriso Leo. Il pensiero di papà Antonio è anche per i suoi amici. Non riusciamo ad entrare nel cellulare di Leonardo, ci racconta, vorremmo rispondere a tutti. Se avessimo la possibilità di rispondere, risponderemo a tutti.
Questo è il grande dolore raccolto ieri dalla nostra Anna De Roberto rispetto alla famiglia di questo ragazzo. Avete sentito ieri sera l'omaggio a Monigo. Noi torniamo velocemente a Preganziol con gli ospiti di Fratelli d'Italia del nostro Christian Arboit, perché il caso naturalmente dell'agente di polizia che è stato arrestato per sfruttamento della prostituzione investe anche la politica cittadina. Christian. Esattamente Elina, perché ricordiamolo, Ivan D'Amore è stato per 3 anni segretario cittadino del Circolo di Fratelli d'Italia di Preganziolo, si era candidato anche alle precedenti elezioni amministrative, quindi insomma c'è anche un risvolto politico che può interrogare la politica, così come interroga e inquieta anche la stessa Polizia di Stato che comunque ha svolto l'operazione chiaramente, però resta il fatto che irrompe in campagna elettorale, tra l'altro qui a Preganziol. Qui con me Raffaele Freda, che tutti conoscete, capogruppo di minoranza in Consiglio Comunale, impegno comune la lista a Fratelli d'Italia, e il commissario cittadino di Preganziol, referente elettorale anche per Mogliano, Massimiliano Spagnol. Spagnol era subentrato nel 2022 a Ivan D'Amore sostanzialmente perché la sezione all'epoca era stata commissariata, corrisponde al vero? Corrisponde al vero. A fine 2022 la sezione è stata commissariata e da quel momento in poi Ivan D'Amore, sotto la mia gestione, diciamo così, da commissario, non ha frequentato riunioni di partito, gazebo, in completa discontinuità. Quindi non è più stato attivo, diciamo, all'interno del partito, perlomeno del partito cittadino? Non è più stato attivo all'interno del circolo di Preganziol nel partito. Ecco, lei però è subentrato in qualità di commissario, la precedente gestione era quella di D'Amore, quindi c'era qualcosa che non andava se la sezione è stata commissariata? Beh, di solito non si commissaria così a caso, però questo va chiesto al presidente provinciale che all'epoca ha eseguito il commissariamento, in quanto io ero iscritto al circolo di Treviso e essendo residente a Preganziol mi è stato chiesto di fare il commissario. Quindi è subentrato a precisa richiesta del partito? Assolutamente sì. Io ho ricevuto comunicazione scritta del commissariamento avvenuto. Oggi Freda, voi di fatto prendete un po' le distanze da questa vicenda. Lei è esponente politico, amministratore, ma è anche legale, e questa vicenda è personale, politica e ovviamente giuridico-legale. Questa vicenda è in realtà strettamente personale e giudiziaria. Sul piano politico il Circolo di Fratelli d'Italia di Preganziol non ha nulla a che vedere con la vicenda e nemmeno con la persona interessata. Noi facciamo in maniera onesta il nostro lavoro al servizio della città e prendiamo le distanze perché è normale che sia, perché effettivamente il passato, la passata militanza della persona in questione ci coinvolge, ma in realtà non riguarda l'attività di oggi di Fratelli d'Italia a Preganziol. Quindi la presa di distanze è totale, mi pare di capire. Beh, per forza, nel senso che, come dico Christian, non è un pro forma, davvero dal 2022 non abbiamo più avuto nessuna relazione con la persona interessata dalla vicenda e di conseguenza Fratelli d'Italia oggi non è collegata né legata in alcun modo a quella persona. Ripeto, dal 2022 c'è stata una discontinuità anche nel lavoro svolto, con un aumento dei tesserati, con maggiori attività sul territorio, una maggiore attività anche in Consiglio Comunale. È stato dato un cambio di passo sia sul piano delle persone che sul piano dell'attività politica, che ci porta a dire con grande serenità e onestà intellettuale che appunto prendiamo le distanze perché le distanze ci sono. E lei Spagnol è subentrato in una sezione che aveva quante tessere e adesso quante sono? Guardi, ne aveva veramente pochissime, 5-6 tessere. Ora il circolo ha circa un centinaio di iscritti e questo probabilmente è anche il frutto del lavoro fatto in questi 2 anni, anche grazie al consigliere Raffaele Freda. Io vi ringrazio, grazie davvero Freda, grazie Spagnol. Da Piazza Gabbin è tutto, la vicenda a questo punto è nelle mani della magistratura trevigiana. Linea con Alberto Pivetta da Piazza Gabbin, ti restituisco la linea.
Grazie a Cristian Arboit. Allora noi stiamo per collegarci con la nostra Ilaria Marchiori che ci farà il punto sulla morte dai contorni tutti da spiegare ancora di Elena Leonardi, trovata di fatto senza vita in acqua vicino alla sua barca. Il compagno definisce inspiegabile. È stato trovato il corpo nel canale vicino alla darsena del Porticciolo sull'isola della Certosa. L'ipotesi è quella di una, lo vedete qui siamo sul sito del Corriere del Veneto, di una caduta o di un malore. Ci fa il punto la nostra Ilaria Marchiori che è in diretta. Ilaria, buongiorno. Buongiorno a Tellina, buongiorno ai nostri telespettatori. La conferma che Elena possa o meno essere morta per annegamento arriverà tra oggi e i prossimi giorni. Oggi infatti il medico legale eseguirà una seconda ispezione cadaverica, la prima è stata eseguita ieri proprio lì sul posto, dopodiché il pubblico ministero deciderà se eseguire l'autopsia o meno in base a quello che ne emergerà. Come avevi anticipato anche tu, Elena, il corpo è stato ritrovato ieri nella marina turistica dell'isola della Certosa, nella zona della Laguna Nord. Lei aveva detto al compagno che sarebbe andata a sistemare una barca a vela che avevano da poco, i due erano appassionati, poi invece le colleghe di lavoro non l'hanno vista arrivare e poco dopo, verso le 12:30, sono giunti sul posto i vigili del fuoco chiamati proprio dal personale della darsena che aveva visto il corpo galleggiare, sono intervenuti con un'autopompa per recuperare il cadavere. Successivamente sono arrivati ovviamente anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso che stanno continuando ad eseguire. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per capire la dinamica, allora, che cosa possa essere successo ieri in tarda mattinata. E stando a quanto confermato dal personale della Marina, comunque lei non è uscita in mare e l'ipotesi è proprio quella che possa essere scivolata lungo il Porticciolo e caduta in acqua senza riuscire poi a riemergere. Sconvolta la famiglia. Elena viveva da sempre qui a Venezia, però era originaria di Marostica. Da tutti viene descritta come una ragazza solare, appassionata di arte, di musica, danza, teatro. Infatti lavorava come collaboratrice alla Biennale di Venezia e tutti le volevano un gran bene. Sui social tanti messaggi per lei di chi è sconvolto da quello che è successo. Ovviamente noi continueremo a seguire la vicenda e lo sviluppo delle indagini. Qui da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori per questo collegamento. Tra l'altro c'è la notizia che battono le agenzie da pochissimo di un'altra donna morta in circostanze che si stanno accertando. Siamo nel Vicentino, investita e uccisa in tangenziale a Vicenza. Nella serata di ieri siamo sulla tangenziale ovest di Vicenza. Ha perso la vita una donna di circa 50 anni di cui al momento non sono note neppure le generalità. Stava camminando a piedi in un tratto di tangenziale interdetto ai pedoni e alle biciclette privo di lampioni al buio ed è stata investita da un SUV. È stata sbalzata contro il parabrezza del veicolo, volando poi a decine di metri di distanza e morendo di fatto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione, si sta cercando di capire da dove sia arrivata. In quel punto non esistono accessi pedonali, con le forze dell'ordine che adesso rivolgono un appello agli automobilisti numerosi in serata in quella fascia oraria per farsi avanti, chiunque sapesse qualcosa naturalmente, per ricostruire quello che è accaduto. Allora lasciamo un attimo la cronaca, andiamo alla politica, perché sono state le giornate dello strappo di Gian Antonio D'Arè con la Lega. L'europarlamentare trevigiano che ha visto avviarsi da parte del direttivo regionale il procedimento di espulsione, è tornato all'attacco anticipando nei fatti la rifondazione della Lega Nord con questo scisma che parte proprio da Vittorio Veneto. Sentiamolo. A Vittorio Veneto ci sono passate 2 guerre mondiali e le abbiamo vinte tutte e 2, perché siamo decorati medaglia d'oro al valore militare per i fatti della Resistenza. Quindi se vogliono partire con un'altra terza guerra mondiale sanno già che hanno perso.
All'indomani del Raider Razionem, con l'avvio della procedura di espulsione da parte del direttivo regionale, Gian Antonio Darè non solo non abbassa i toni, ma rilancia: nemmeno il provvedimento più estremo andrà a minare il suo essere e sentirsi leghista, nessuna tessera dunque verrà stracciata. Non solo, da poche ore sui social di Darè compare la dicitura Liga Veneta Lega Nord, quasi una rifondazione. Da questo partito sono iscritto da 40 anni. Quindi mi potranno togliere la tessera, ma non l'idea, anche perché io la tessera ce l'ho nel cuore, quindi rimango. Questo è uno scisma. Scisma, il 9 giugno si capirà se quello di ieri è stato un passaggio fondamentale. E a proposito di elezioni, lo scisma di Vittorio Veneto, dove a giugno si vota la nuova amministrazione, non è più fantapolitica, anzi dei nomi per la nuova lista ci sono già, tra tutti quello del vice sindaco uscente Posocco. Farò sicuramente il consigliere comunale, certo non posso fare il consigliere comunale con il segretario Stefani, che mi ha appena espulso. Posocco viene con me sicuro. E tra l'altro... E io sono con Posocco. Darè incontra i giornalisti nel suo autolavaggio di San Vendemiano. La dimostrazione plastica fa intendere di un movimento che vuole ritornare tra le partite IVA e occuparsi dei temi del territorio. Prima però occorre resettare, cominciando dalla presunta truffa sui debiti elettorali, quella per cui sta indagando la Procura di Genova. Quei 49 milioni sono veramente un macigno che pesano sulla Lega Nord, attenzione, sulla Lega Nord. Ma siccome i debiti devono essere onorati, se qualcuno prende in mano il partito possiamo andare avanti anche su quella del risarcimento, perché i debiti vanno onorati, un partito serio lo fa. Insomma, espulsione o non espulsione, Darè continua a occuparsi di Lega, immaginandone già il nuovo segretario con un endorsement che guarda il Friuli. Penso che Federica sia la persona giusta, è una persona che vuole anche prendere parte a questo progetto. Chiaro che non è finita qui. Prima facevo il mio lavoro e di notte facevo politica, adesso ho più tempo. Ai leghisti all'ascolto che cosa dici? Ma teniamo duro, tutto cambia e tutto passa. Tutto cambia, tutto passa, ma la Lega Nord resta. Passa anche Salvini? Certo che sì. Darè non può rifondare nulla perché non ne ha l'autorizzazione, ha replicato prontamente il segretario veneto della Lega Alberto Stefani. Andiamo a sentirlo. Penso anche al fatto che in passato anche chi oggi magari come Tony Darè critica questo provvedimento, insomma mi sembra che in passato provvedimenti di espulsione siano stati fatti per molto meno. Chi ascolta da Treviso sicuramente ricorderà Beppi Covre, che è stato espulso perché aveva criticato la linea del partito in merito al referendum costituzionale. Se era vero questo, cioè se meritava l'espulsione lui, che insomma rappresentava la storia anche lui della Lega in Veneto, in particolare in provincia di Treviso, non capisco perché non ci possa essere un provvedimento disciplinare nei confronti di chi da 3 anni va contro la linea di partito e ha offeso il segretario federale. Il confronto molto serrato in vista delle elezioni tra alleati, cioè tra la Lega e Fratelli d'Italia. Per le regionali Giorgia Meloni ha dato un'indicazione molto precisa, vorrebbe ovviamente un esponente di Fratelli d'Italia, c'è però ancora l'incognita del terzo mandato, quindi a oggi non sappiamo ancora se il Presidente Zaia potrà ricandidarsi o meno. Non dovesse ricandidarsi il Presidente Zaia, quali sono gli scenari per quanto riguarda proprio il Carroccio? Ritengo che sia un fattore di democrazia permettere ai cittadini veneti di poter votare il proprio Presidente senza vincoli imposti da Roma o imposti dall'alto. Detto questo, la Lega ha già iniziato un percorso in questi mesi, già alle elezioni provinciali, di creazione di un polo identitario
che raggruppi oltre la Lega le liste autonomiste e le liste civiche territoriali, che rappresentano la maggior parte poi del consenso territoriale del Veneto, perché nei comuni ci sono delle liste civiche che da anni, dei gruppi politici che da anni portano consenso, che da anni sono affinati dall'amministrazione locale, che da anni sono all'interno dei municipi e che sanno come si fa amministrazione locale. Noi questo lo vogliamo portare anche a livello provinciale e anche a livello regionale, quindi la Lega ha già iniziato un percorso di relazione con queste liste territoriali, siamo pronti a lanciare un polo identitario anche alle elezioni comunali prossime e quindi nel corso dei prossimi giorni presenteremo anche i nostri candidati sindaci in autonomia. Poi lì dove non si trova la quadra noi presenteremo la nostra offerta politica, perché è giusto che i cittadini nei comuni del Veneto sappiano chi hanno davanti. Non possiamo presentarci agli elettori a un giorno dalla presentazione delle liste e pensare che un candidato posto dall'alto, così come è avvenuto in Sardegna, possa vincere in quel comune. Non funziona così. Aiutatela come avete fatto con me a Venezia in questi giorni. Lo studioso egiziano Patrick Zaki si è augurato una mobilitazione analoga a quella che ha riportato in libertà lui per Ilaria Salis, la 38enne detenuta da un anno in Ungheria. Ricordando quanto abbia pesato sulla sua scarcerazione la pressione dell'opinione pubblica italiana, Patrick Zaki si augura una mobilitazione analoga a favore di Ilaria Salis, la 38enne detenuta da un anno in Ungheria, così come spera che il governo Meloni intervenga con un adeguato sostegno legale. A Venezia è la prima uscita pubblica dello studioso egiziano arrestato all'aeroporto del Cairo in un periodo in cui frequentava un master universitario a Bologna con una serie di accuse che andavano dalla minaccia alla sicurezza nazionale alla diffusione di notizie false e poi detenuto per oltre un anno e mezzo nelle carceri del discusso, per usare un eufemismo, regime di Al-Sisi. Passerò il resto della vita a cercare di superare tutto quello che ho patito nel mio periodo di detenzione, ci dice Patrick Zaki, che è a Venezia per la Venice School for Human Rights Defenders, una settimana di formazione intensiva per chi è attivo nella promozione dei diritti umani, organizzata in collaborazione con il Parlamento europeo dal Global Campus of Human Rights, un network internazionale di università con sede al Lido di Venezia. Accanto a lui Mansoureh Sojae, attivista, ricercatrice e scrittrice iraniana, anche lei incarcerata nel suo paese, che ha dedicato la vita alla difesa dei diritti umani e delle donne, due cose profondamente legate e imprescindibili l'una all'altra, dice. Now we have a new geography. Apriamo adesso una finestra sulla tutela idrogeologica del territorio, tra l'altro sta ancora piovendo in molte zone del Veneto, perché il nostro Lucio Zanato è a Crocetta del Montello, dove il Partito Democratico sta facendo il punto sul tema delle casse di espansione. Sappiamo che in settimana sono arrivate delle novità su questo, con una progettazione che può, secondo i giudici, andare avanti, malgrado i sindaci non siano d'accordo. Lucio, buongiorno. Spettatori di Rete Veneta, non solo i sindaci non sono d'accordo, ma soprattutto non lo sono i cittadini, o almeno quelli del Comitato Tutela Grave di Ciano, e sono con il presidente Franco Nicoletti. Oggi c'è stato questo incontro col Partito Democratico. Voi intanto come comitato cosa dite dopo la sentenza, insomma, che vi è arrivata tra capo e collo? Partendo dal discorso della sentenza, non è una sentenza che chiude le porte, nel senso che dice che non essendoci ancora un progetto è inammissibile qualsiasi ricorso a un qualcosa che non viene ancora presentato. Quindi è un rinvio a avere dei dati di fatto concreti da parte della Regione che non ha ancora realizzato, nonostante dal bando del 2021 siamo nel 2024. Quindi voi aspettate insomma il progetto adesso per poter continuare la battaglia? Assolutamente no, noi continueremo la battaglia presso tutti gli organi competenti. Anche prima del progetto? Assolutamente sì, perché stanno comunque pensando di realizzare un qualcosa all'interno di un territorio Rete Natura 2000. Speriamo che non mettano in atto
una politica di voler prima declassare un territorio dalla zona ZPS e ZSC, quindi le massime protezioni e tutele europee, per poter poi agire indisturbatamente e aggirare le normative. Ecco, però oggi qui noi sorveglieremo su questo attentamente. Ecco, però voi sì, avete fatto studi, avete la vostra battaglia lunga, però adesso voi siete qui col Partito Democratico perché avete delle richieste importanti da fare alla politica. Abbiamo delle richieste importanti da fare alla politica, a tutta la politica, indipendentemente dal colore politico, e cioè che la politica abbia finalmente a cuore quella che è la tutela non solo della sicurezza ideologica, che è sicuramente un punto importantissimo e cui noi siamo a favore, e ribadisco, non siamo affetti da sindrome di NIMBY, ma anche della Quindi siete anche dalla parte dei comuni del Basso Piave? Se ci dimostrano con assoluta certezza che l'unica soluzione sono le gravi di Ciano, io prendo, lo giuro qui davanti a tutti, pala e piccone e mi metto a scavare. Perfetto. Allora, questa è, diciamo così, la posizione dei comitati, ovvero la politica deve prendere una posizione. Come ha detto lui prima durante la conferenza stampa, tiriamo una riga col passato, ma cominciamo a fare le cose per davvero. Giovanni Zorzi corrisponde al Partito Democratico. Il Partito Democratico, di fronte all'impegno che il comitato, che gli amministratori locali, le comunità del Montello stanno portando avanti da anni, dice una cosa molto semplice, cioè che la battaglia per la messa in sicurezza del Piave, che noi consideriamo prioritaria, ne va della sicurezza di centinaia di migliaia di abitanti delle comunità a ridosso del fiume. Ecco, dicevo, la battaglia per la messa in sicurezza del Piave va di pari passo con la battaglia per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle biodiversità. In un momento storico come questo, con i cambiamenti climatici, gli eventi catastrofici che si producono. Ecco, perché poi tra l'altro voi dite bisogna ripartire da, diciamo, dati oggettivi, non da studi di 40 anni fa. Sono due battaglie, esatto, sono due battaglie che per noi vanno di pari passo e che devono essere tenuti insieme, e appunto non lo puoi senz'altro ragionare con un progetto di 40 anni fa. Sono due battaglie che vanno tenute assieme, quella della messa in sicurezza del fiume e quella del rispetto della tutela, perché se perdi una di queste due battaglie perdi anche l'altra. E allora quello che noi chiediamo e per cui ci impegniamo nei confronti di tutti gli attori coinvolti, a cominciare da chi governa questa regione, è quello di impegnarsi per tenere insieme queste due. E quindi cosa farete direttamente all'assessore Bottacin? Diamo i nomi. Parliamo chiaramente, cioè il fatto di continuare a dire che un progetto vecchio di 40 anni, di 20 anni fa, di 40 anni, vecchio comunque, no, sia la soluzione, di fronte invece agli sviluppi, alle evoluzioni della tecnica e dell'ingegneria idraulica e del cambiamento climatico, la consideriamo inaccettabile, o meglio, non inaccettabile, la consideriamo una missione di debolezza politica che da chi si vanta di essere a governo della regione più all'avanguardia sul piano tecnologico, economico, produttivo, eccetera, veramente la consideriamo inaccettabile. Su questo noi sfidiamo Bottacin, su questo noi sfidiamo Zaia. Ecco, il resto ve lo raccontiamo nel telegiornale di questa sera. A te la linea. I suoi ospiti, noi adesso andiamo di nuovo velocemente in pubblicità, torniamo tra poco. Ritorniamo in diretta, ultimi minuti del nostro Focus TG. Sapete che il sabato dura di meno, ci fermiamo alle 13. Non prima di avervi proposto innanzitutto quello che è il focus di oggi della CGA di Mestre, artigiani che ogni sabato propongono uno studio e una riflessione su un dato economico. Paolo Zabeo, che è coordinatore dell'ufficio studi della CGA, parla di crisi del Mar Rosso che potrebbe costare al Veneto quasi 23 miliardi di commercio estero. Ancora non si sente questa crisi, dice, ma è già allarme. Sentiamo le sue parole. A fronte di un eventuale allargamento del teatro di guerra nell'area medio orientale, gli effetti della crisi colpirebbero in particolar modo Veneto e Lombardia. Senza contare che la mancata riduzione dei tassi di interesse potrebbe avere delle conseguenze negative sulle previsioni di crescita anche della nostra regione, riducendo la fiducia degli investitori e frenando il ciclo espansivo dell'occupazione che nel 2023 ha registrato in Veneto un aumento significativo del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Queste sono le difficoltà, le macro difficoltà economiche, e poi ci sono le spese quotidiane che i contribuenti nel territorio si trovano ad affrontare. A Vicenza aumenta la tariffa rifiuti, bolletta più salata quasi del 7%. Sentiamo.
Una certezza e un dubbio. Prima quel che è sicuro, la tariffa sui rifiuti a Vicenza è aumentata. Poi la domanda: era possibile evitare di scaricare questo maggior costo sui cittadini e sulle attività produttive? La questione diventa un vero e proprio caso politico, con annesso e connesso scambio di accuse tra l'ex giunta di centrodestra e l'attuale amministrazione di centrosinistra al governo di Vicenza dal giugno del 2023. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, l'impennata delle bollette vale un più 6,79%, dovuto a un adeguamento dell'inflazione secondo quanto indicato dall'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. È un aumento che era già stato stabilito nel 2022 dall'autorità e anche appunto confermato in Consiglio Comunale nel Consiglio di allora. Un aumento inflattivo all'epoca in cui governava il centrodestra, che però non l'aveva attuato. Era un aumento che l'ARERA aveva richiesto nel triennio, ma noi come amministrazione precedente avevamo già avviato un progetto per risparmiare 600.000 euro che il Comune oggi paga ad AIM per il servizio. Questo veniva fatto attraverso un normale software che veniva dotato al Comune di Vicenza e permetteva quindi di portare all'interno del Comune la gestione, facendo risparmiare alle casse comunali 600.000. Questo pareggiava i conti e quindi si evitava l'aumento. In pratica il centrodestra sostiene che avrebbe evitato l'aumento della tariffa con la lotta all'evasione e con l'efficientamento del sistema di bollettazione, in modo da ottenere dei risparmi che avrebbero permesso di assorbire gli aumenti della tassa senza far pagare niente di più ai cittadini. Sì, da quando gli enti comunali sono diventati l'ente che incassa la bollettazione della tariffa rifiuti, stavamo lavorando per portare servizio all'interno del comune. Questo permetteva di risparmiare i 600.000 euro di servizio che oggi il comune paga a GSM AIM, per un servizio che siamo in grado di fare anche noi. Una strada, quella dell'efficientamento e della lotta all'evasione, che anche il centro-sinistra aveva già pensato di seguire. Noi cerchiamo di efficientare al massimo, per cui siccome negli anni stanno cambiando anche i sistemi gestionali, ce n'è uno che stiamo utilizzando sempre di più per i tributi, crediamo ci sia un margine assolutamente di efficientamento. Intanto però oggi la tassa sui rifiuti è aumentata e la Lega attacca l'amministrazione di centrosinistra. In un momento in cui le attività commerciali, i cittadini sono in difficoltà, il centro soffre, botteghe che si svuotano, vetrine sfitte, le tasse non si aumentano. Seppur del 6% questa amministrazione aumenta la Tari e ha già paventato in un passato recente la possibilità di aumentare anche l'addizionale IRPEF. Le tasse dei vicentini non si aumentano, si trovano le modalità per diminuirle o per confermarle. In altopiano di Asiago adesso, dove c'è stato un nuovo avvistamento di lupi. Sentiamo. Sempre più lupi, sempre più a bassa quota. Sono tantissime le segnalazioni che aggiornano la mappatura degli avvistamenti nel territorio. Alla prima luce del mattino ecco un branco a Valstagna, vicino alla contrada Lova al Sasso di Asiago. 6 lupi che camminano tra la neve a pochi passi dal bosco e a pochi metri dalle case abitate. Segnalazioni anche dalla cima Ecar, come ci racconta un post sui social. Avvistata una famiglia di lupi, 2 adulti e un cucciolo, sono rimasti accucciati sotto un abete e poi li abbiamo persi di vista. Ma non solo tra la boscaglia, i lupi sono sempre più vicini ai centri abitati. Foto, video, testimonianze anche dal giardino di casa, come racconta sempre in un post una residente di Gaglio. Questa mattina alle 7:40 ne avevamo uno grande e grosso in giardino. Io ero uscita dal terrazzo della camera, come l'ho visto ho cominciato a chiamare mio marito, ma lui è subito saltato nel bosco. Lupi e uomo in altopiano, un nuovo capitolo di una nuova convivenza che oggi però non trova ancora la sua direzione. In chiusura andiamo a Monteberico, una mostra di 5 artiste vicentine che si interrogano sulla fede nell'esposizione dal titolo La spiritualità è donna. In mostra a Monteberico la spiritualità, grazie a un'interpretazione al femminile con 5 artiste vicentine che espongono la loro creatività e la loro arte La spiritualità è donna. Rientra nella serie di iniziative di marzo, mese che riporta Monteberico alle origini del luogo, quando il 7 marzo del 1426 la Madonna apparve alla popolana Vincenza Pasini, indicandole il punto dove erigere il santuario che oggi rappresenta punto di riferimento per la fede di migliaia di pellegrini
uomini che lo raggiungono ogni anno. Una memoria della prima apparizione che quest'anno ha voluto fondersi con la settimana dedicata alla Giornata Internazionale della Donna, considerando l'impronta femminile dell'evento all'origine del santuario che tra 2 anni giungerà al 6° centenario, mostra che si snoda a partire da un'opera centrale. Un dipinto straordinario ottocentesco di René Schützenberger, che è un artista alsaziano che ci presenta il soggetto che è la Samaritana al pozzo, che per noi diventa un momento di riflessione. Il pozzo come metafora della ricerca, la ricerca poi che si snoda attraverso la produzione artistica di 5 artiste vicentine molto attive nella vita culturale della nostra città, e quindi a partire da Licia Filon, che questa ricerca sulla spiritualità si svolge soprattutto nell'ambito della famiglia e delle relazioni. Anna Maria Ronquin, che si interroga sulle origini, sull'archetipo della donna madre. Katia Brugnolo, che invece esplora quello che è anche la memoria storico-artistica dell'arte italiana, rivolgendosi alla figura della donna, della madre, nell'arte di Giambattista Tiepolo, per andare a scoprire una espressione profonda e vivace di Denise Mingardi, invece, che esplora l'universo degli angeli, per arrivare a Marita Dante, che invece indaga i territori della pittura digitale per affrontare il tema dello sguardo femminile sulla fede. Focus TG termina qui, a me non rimane che salutarvi e augurarvi un buon sabato. Arrivederci.